Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. In Friuli Vignese Giulia le pandemie di Covid-19 a tocchiare le ponte più alte mai viodute dai prince di aprile dall'anno passato, anche la regione era in zone rosse. Alle cerca il salte fur dai DAZ che ha passato le ultime settimane dalla protezione civile. Tali ultimi 24 ore sono stati schiattas 650 casi a fronte di 7.205 tampons molecolari e 21.574 test svelze. Sis i muars dagli ultimi 24 ore sono un uomo di 91 anni di Trieste che è morto in ospedale, un di 87, un di 86, tutti due di Pordenone, anche loro morti in ospedale, un uomo di 95 anni di Savogna dall'Usince, una femmina di 90 anni di Ronchis di Monfalcone, morte in una residenza per anziani, e un uomo di 82 anni di Saranzan, anche lui manchiati in ospedale. Le persone ricoverate in terapie intensive sono 19, invece i pazienti di altri reparti sono 127. Il grande aumento delle infezioni registrate in regione va a toccare in maniera pesante la situazione di isolamento, ma la domanda di ricoversi in ospedale resta stabile. Una situazione che conferma il fatto che la vaccina è utile per non farsi nascere sintomi così gravi che è necessario ricovero in ospedale. Alle cerca l'ha detto il vicepresidente regionale con deleghe alla salute Riccardo Riccardi, che ieri su Telefriuli tal programma elettroshock l'ha evidenziato che la zona gialla ha dome il primo passo, il pericolo vera e la zona arancione che ha la resa pesare sul lavoro dai cittadini. Tali ultimi settimane più di 1.000 persone alla finita Riccardi hanno refudato di pandi dulà che si erano infettati. Antonio Miklavec all'estate radiato dalla lista dai Miedis Chirurgs per non aver rispettato la reputazione e la dignità professionale per colpa di affermazioni Novax. Il provvedimento disciplinare è il primo che queste sorte chiappate in regione dal Covid. Il procedimento è stato avviato dopo qualche dichiarazione che il media aveva fatto in una intervista venuta fuori su YouTube. Frasi considerate dai colleghi dalla commissione mediche assurdis, furdis est, senza nessune prove né esperienze dirette, dentro di che il filon, quindi gli vaccini, se che di ne l'esistenza dalla pandemia. Miklavec aveva dopo dato una drecciata alle sue affermazioni, ma senza arrivare ora a schiampare la radiazione. Il consigliere comunale di Trieste, Ugo Rossi, già candidato sindaco, è una delle 20 persone che sono state fin come denunciate per i fatti succeduti in tante dopo dal corteo di Sabide passate dalla capitale regionale. Il reato che viene incolpato è che di manifestazione senza autorizzazione. In dei confronti di che altri manifestanze sono state contestate altri reati, anche che di resistenza a pubblico ufficiale. Di manifestazione senza autorizzazione è incolpata anche Jerry Hager, la triestina, che ha portato in avanti le iniziative di Sabide. 20 a voto 1.000 litri di gasoli portati in Italia in maniere fraudolente a Tarvis sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Udine. Il camion di rimorchi che è stato fermato dall'area di servizi di Gonars Nord aveva con lui documenti di carico Pustic che faceva in passato il carburante per vueli anticorrosivi. Sotto queste le finite non solo il gasoli ma anche il camion e i cellulari dai due autisti che anche loro sono stati denunciati. Balis di femmine usati e buttati dal fossale, paladi spaccati e cartei turistici sporchiati con scritti vergognosi. A Palme è partita la chiaccia ai vandai che si sono straviati a maltrattare le robe pubbliche che erano mettuti intorno agli muri della città, massime sui bastioni Sgarzoni e Foscarini. Fiscale robe pubbliche, così da ora riqualificare con tante fadie, bes e impegni, e è un'azione che non si può sviare, l'ha commentato il sindaco di Palmagnove, Giuseppe Tellini. O cinque cirindi capisce, mutka sono stati e mutka sono là, si fa, spacchiata fuori i responsabili di queste baronade.
La Giunta regionale ha approvato le manovre finanziarie di stabilità per il 2022, una manovra di pass 4 miliardi di euro, per più parte destinati alla sanità. Sintin l'assessore regionale Zilli. Voi in giunte regionali vi approvate la legge di stabilità per il 2022. Si tratta di 160 milioni di euro in più rispetto all'anno passato a disposizione da nostre comunità regionali. Ieri il Consiglio d'autonomia locale ha dato l'ok unanime alla nostre manovre e come si impronta per affrontare il Consiglio regionale. Si convince che le assegnazioni di risorse importanti che vi mettute a vantaggio dal lavoro, da famiglie, da attività produttive e anche da salute da nostra regione accoventeranno per aiutarnos a saltare fuori di queste epidemie e in ogni caso anche che arriveranno dei contributi ulteriori per poter arrivare in dicembre a approvare una legge di stabilità anche più rinforzata e arricchita di contenuti. L'us delle lenghe furlane tra l'amministrazione pubblica e situazioni come prospettive spalla a venire. Questo è l'argomento dalla convegna che è in programma domani, fino al 12 di novembre, da scominciare alle 5 mesi dopo di misdì in Villa Russiz, dal comune di Caprive. Una convegna che al Wolf Velà prendiduta ai sindaci e amministratori pubblici, ma viet dut cash a Ducce e in maneade dell'Assemblea di Comunità Linguistiche Furlane con la collaborazione di Arlef e dalla regione. Non si intervele il sindaco di Voleson d'Arzin, Marcos Marmairo. Se che fanno i comuni dalle altre regioni che sono dolenti come Calpolesi, il Sud Tirolo o la Valle d'Aosta o il Veneto, la Calella-Din, per valorizzare la lingua, per inserirla magari tra i se che sono i as comunali, certe identità, piuttosto che i cartei dal stradai. Ecco, allora per scoprire queste attività, l'Assemblea di Comunità Linguistica Furlana che donza 137 comuni dal Nestre Friul, ha organizzato per domani alle 5 mesi dal dopo misdì un interessante convegno che sarà sia in presenza a Villa Russiz, ma soprattutto sarà possibile via di Luenza via web dal sito dall'ACLIF per scoviersi e poter domandare, fare delle domande sulle attività che altre regioni hanno statuto speciale. Un'opportunità per stimolare dopo la nostra regione a mettere donza dei provvedimenti che permetteranno di valorizzare il Furlan e la nostra identità. E anche per lo signor Teledut, Gnovis le torne domani, sempre alle 9 col 20. Mandi.